Va ora in onda Liberamente, variazioni e scorribande con Giovanni Sallusti. Eccomi qua. Sono venuto a vedere lo strano effetto che fa la mia faccia e i vostri occhi e quanta gente ci sta. Buongiorno a tutti e bentornati a Liberamente, variazioni e scorribande qui su Radio Libertà. Allora Trump non ha una strategia, non ha degli obiettivi chiari, si è impelagato in una cosa che non conosce, seguendo una linea folle, ci stanno dicendo da settimane gli aedi mediatici della classe dirigente più priva di una strategia, ma financo di una tattica della storia recente, cioè la classe dirigente europea o eurocratica, che non è una tesi di chi vi parla, è una oggettività quotidiana, no? L'assenza drammatica dell'Europa da ogni scenario attuale, da ogni strategia prospettica. Ebbene, tutti quelli che incensano questa classe dirigente europea imbelle e assente, ce la mena da settimane che Trump non ha una strategia. Benissimo, il presidente americano ve l'ha illustrata nel discorso che ha tenuto nella notte italiana. Può piacervi o no, ma non potete ignorare gli elementi che ha messo in fila, che tra l'altro aveva già esplicitato, ma non aveva mai messo in fila in un discorso univoco alla nazione americana. E riprendiamo i punti chiave. È un mese che è iniziata l'operazione Epic Fury contro l'Iran e le nostre forze armate hanno registrato vittorie sul campo di battaglia. La maggior parte dei leader iraniani sono morti, le loro navi sono andate, le loro forze aeree sono in rovina. Gli altri presidenti hanno fatto errori con l'Iran e io li sto correggendo. Guardate che questo è un punto chiave, o meglio è la premessa senza la quale non si capisce l'azione di Trump. Trump sostiene, e non da oggi tra l'altro, che i precedenti leader americani abbiano fatto un errore clamoroso a sottovalutare o addirittura a coccolare la minaccia costituita dagli ayatollah. Non lo dice da oggi, Trump lo dice dalla fine degli anni 70, da quando era semplicemente un giovane rampante dell'elite newyorkese, dall'affaire degli ostaggi, il macro fallimento di Carter. Trump diceva in quel momento che gli Stati Uniti si stavano facendo prendere in giro da un nemico esistenziale dell'America. Poi venendo più vicino nella storia, il grandissimo abbaglio, anzitutto democratico, anzitutto obamiano, di costruire un accordo sul nucleare, di portare gli ayatollah a un tavolo della trattativa attorno a una minima razionalità condivisa. Guardate che questa è una cosa che diceva anche Kissinger, diceva: noi non capiamo, mentre imbastiamo una trattativa sul nucleare con gli ayatollah, che loro hanno trasformato l'Iran, che non rappresentano una nazione, rappresentano una causa, la causa della rivoluzione islamista globale, palingenetica, escatologica, e tu non li porti in un terreno di razionalità condivisa. Questo lo diceva Kissinger a modo suo e Trump ce lo sta dicendo con le sue modalità un po' più brusche, ovviamente. Tant'è che poi dice esplicitamente: abbiamo cancellato i loro siti nucleari, avrebbero potuto colpire qualsiasi posto sulla terra, avevano armi che nessuno pensava che avessero, ma lo abbiamo scoperto dopo che li abbiamo scovati. La corsa per il nucleare era senza precedenti. Cioè ci sta dicendo Trump, una repubblica islamista nata appunto sulla parola d'ordine della causa della rivoluzione permanente e l'islamizzazione del mondo non può in nessun caso essere dotato dell'arma nucleare. A maggior ragione dal suo punto di vista, se questa Repubblica Islamica è nata con due parole d'ordine: morte a Israele e morte all'America. Questo era il vero interesse, anzitutto nazionale, piaccia o meno, dell'intervento americano in Iran. Ha continuato: i nostri obiettivi strategici sono vicini all'essere completati. Lo faremo rapidamente, in 2 o 3 settimane riporteremo l'Iran all'età della pietra. Questa è anche una minaccia per tenere aperta
che è uno specifico trampiano, una porta del deal con quel che resta del regime, nel senso che lui dice il cambio di regime c'è già stato, nel senso che tutti i loro leader sono morti, cioè la prima fascia ma anche la seconda fascia di gerarchi nazi islamici sono stati uccisi dall'iniziativa israeliana e americana, e Trump sta parlando anche alla terza fascia sopravvissuta, rispetto alla quale non esclude un accordo al 92esimo se viene a più miti consigli. Questa era anzitutto l'iniziativa trumpiana e l'interesse americano nell'attaccare la dittatura iraniana. Particolare non da poco, nel discorso Trump ha ringraziato gli alleati. Chi sono gli alleati oggi agli occhi di Trump, ma anche della cronaca, diciamo, quotidiana? I paesi del Golfo li ha nominati: Arabia Saudita, Emirati Arabi, Bahrain, Kuwait, Oman, e lui percepisce questi come alleati in questo momento. Non è un bel segnale, indipendentemente da cosa si pensi della guerra. Nessuno dice che l'Italia debba fare iniziative strettamente attive da un punto di vista bellico, ovviamente, ma non deve neanche ignorare il fatto che agli occhi dell'America oggi i principali alleati sono i paesi del Golfo. Non è esattamente confortante. Infine l'invito a agire anzitutto i paesi interessati da Hormuz, che lui dice non è l'America perché ha raggiunto l'autonomia energetica. Anche qui, piaccia o meno, stana l'ipocrisia europea. In ogni caso la diagnosi di Trump è chiara: errori in serie dell'amministrazione americana sulla minaccia iraniana, impossibilità che abbiano l'atomica, azzeramento del loro programma nucleare, indebolimento del programma missilistico, porta aperta se la parte rimasta del regime vuole chiudere un accordo normale, rinunciando alla causa terroristica e rivoluzionaria, e appello agli alleati sulla questione energetica. Non vi piace? La volete stroncare? Questa è la strategia di Trump, però. Gli obiettivi, chi vuole stare nella realtà si deve relazionare col Trump vero e non con la sua caricatura. Grazie.